ultimi 90 secondi, più 2 per AGSA, piazza in post basso per Zacchetti, no, piazza in punta per Riccardo Truccolo, 6 secondi su 24, Ricky Shekera, Ricky batte la prima linea, Ricky c'è il fallo in attacco di Zacchetti contro Chiarello. Mamma mia, chiama time out coach Corpaci a 1 minuto e 22 secondi alla fine di gara 1. Riccardo Truccolo aveva segnato in penetrazione il possibile 65-69, così non è stato secondo gli arbitri, quindi dopo il time out di coach Corpaci Orzinuovi avrà una rimessa per impattare o andare avanti. Diamo i tabellini aggiornati per Orzinuovi: Bertolini 34, Ferrarese 8, Mincevic 5, Chiarello 9, Palermo 2, Mazzucchelli 3 e Trappella 4. Per AGSA invece Dri 6, Piazza 14, Zacchetti 14, Gueie 15, Bellina 10, Truccolo 6 e Principe 2. Rimessa per Orzinuovi, 1 minuto, 18 secondi alla fine. Non bisogna prendere una tripla. Bertolini se la prende dall'angolo, non va, rimbalzi Federico Bellina per fortuna. A 1 minuto e 08 alla fine. 3 punti l'errore di Bertolini. Palla in mano per i friulani. Federico Bellina, poi Zacchetti oltre l'arco del 75 contro la difesa uomo di Orzinuovi. Gueie adesso di potenza, c'è il fallo. 2 tiri liberi per Osman Gueie a 51 secondi e 6 decimi alla fine della partita. Non voglio fare l'uccello del malaugurio, però mi piace azzardare Gueie 1 su 2. Gueie dalla linea della carità. Gueie sbaglia il primo. Ancora Osman Gueie. Ous fa 1 su 2 come previsto. 65-68 in favore di Udine. Palla in mano per Orzi, bisogna difendere. Zona ancora 2-3 per Udine. Palermo batte la prima linea, Palermo ancora in palleggio, si accoppia Riccardo Truccolo contro di lui, 10 secondi alla fine di 24. Palermo da 3 punti, importante per i suoi, Palermo la mette. 34 secondi alla fine. Palermo ha insaccato la tripla del pareggio. 6-8, 6-8. Palla in mano per AGSA che non potrà andare fino in fondo. Sono in bonus entrambe le formazioni. Pandemonio Orzinuovi. Osman Gueie, vediamo se vuole vincere a lui. Gueie in palleggio. Ous contro Palermo, Ous apre per Zacchetti, da 3 punti già Zacchetti, non va, rimbatte Riccardo Truccolo, Tapen! 12 secondi alla fine, non chiama time out agli Antonio, 12 secondi alla fine, bisogna difendere, 8 più 2 per AGSA, palla in mano per Orzinuovi, 5 secondi alla fine, Bertolini per vincere, non va, e ribatte per Bellina, Udine ha vinto, Udine, c'è il fallo ma la partita è finita. Udine ha vinto Orzinuovi, Udine ha sbancato perché Bresciano, serie lunghissima, tutti al Palasport Benedetti, tutti al Palasport Benedetti, giovedì ore 21, Palasport Benedetti, tutti i tifosi friulani al Palasport Benedetti giovedì, serie lunghissima, ma Udine è avanti 1-0 nella serie, terza sconfitta. Casalinga in stagione per Orzinuovi, orgoglio friulano Orzinuovi. Che partita ragazzi, Riccardo Truccolo l'ex